Sappiamo che chi vince passerà sicuramente ai quarti di finale, chi perde invece dovrà guardarsi un po' attorno, che non è mai l'ideale, per cui il nostro obiettivo è di ottenere la vittoria a tutti i costi. Determinazione, lucidità, capacità di stare in partita fino all'ultimo. Si lavora sul fisico e sugli schemi, ma soprattutto sulla testa, sulla mente, in vista della sfida di sabato pomeriggio a Monigo, dove il Benetton dovrà affrontare nella gara conclusiva della regular season di United Rugby Championship gli scozzesi dell'Edimburgo. È una partita dentro e fuori praticamente, quindi l'aspetto mentale sarà fondamentale, lo stiamo curando molto in settimana ed è una cosa su cui ci stiamo soffermando e studiando l'avversario e sapendo che comunque giochiamo in casa e questo è un nostro punto a favore. Anche gli scozzesi, dice Menoncello, sono cresciuti nel corso della stagione rispetto allo scorso novembre. Gli equilibri in campo saranno dunque differenti. È una squadra che in difesa pressa meno di altre, penso che col nostro gioco multifase possiamo mettere in difficoltà. La chiave della partita sarà il nostro rigore tattico, per cui giocare nelle zone giuste del campo, e la disciplina. La partita va costruita piano piano nei primi 20 minuti, aggiunge coach Bortolami. Pioggia e campo bagnato saranno ulteriori variabili da considerare. Il fattore tattico che servirà per vincere sarà sicuramente la disciplina e dovremo concedere meno punti facili possibili a loro per poter provare a stare in partita e poi negli ultimi minuti vedere come andrà, insomma.